Tre allenamenti con 75 frisone in gara a Montigiarno e Capanù della Fiera. Per tutta la mattina il terreno predisposto dall'Apa di Brescia permette in mostra le acche, le mis, ischegia i migliori esemplari della provincia. Per i due precedenti alla gara, gli animali e passaggio dalla sala bellezza per una snettata e truccatura, come si fanno tutti i concorsi. E la domenica tutte le mis a girare in Turin per mettersi in mostra. E alla fine la spuntata Bonifarma Marta dell'allenamento Chiappini de Ghed, che ha in sito la targa Fazzi 2012, oltre al primo posto come allenatore, primo posto come espositor e primo posto come miglior atleta delle acche suene. Al Pedra può essere contento il Chiappini. Sono contento per me, per i messaggi, per te, cioè, anche per chi sfortunatamente oggi è dovuto arrivare dopo di me, specialmente il mio amico che mi sta intervistando, che sta grignando più non posso. Al secondo posto la si è piazzata la H Gianni Bolton Viola dell'allenamento Zani, sempre de Ghed, che però Zani per consularsi col primo posto nella categoria della migliore atleta. E il Zani sarà al contento o sulla metà? Partecipare alla Fiera del Montigiarno è sempre una soddisfazione, però quindi con gli animali così belli, così importanti, arrivare anche al secondo posto è sempre una festa. L'autunno delle menzioni speciali allenamento Bertolini de Vero Laegia e a moi fradei Chiappini, primo tra gli allenatori davanti a Mauro e Massimo Salvoni de Ciare e all'azienda Volpere di Stefano Cioli, terzo e quarto con le due aziende di Remedel e di Bedisole. La Bassa Bresciana è sempre stata terra di frisone perché è la più alta produzione dell'art. Ma i Chiappini, hai sempre preferito le frisone nella sua stalla? Sì, momentaneamente ho le frisone anche se ho un amore antico per la bruna, perché in quel momento là erano quelle che producevano di più. La tribuna, intorno al quadrato, non che ha girato le acche, li ha piena. Spettatori che ha applaudito sia i animali in gara che i conduttori delle acche. E chi che ha giudicato gli animali e ha stabilito le posizioni della classifica è stato il giudice Marco Ladina. Nel 2013 la gara riservata alle frisone la sarà a livello internazionale.